Alla fine non sono stati necessari gru speciali alte 40 metri né escavatori telecomandati per recuperare Mario Cardinale, l'operaio edile di Bivona, travolto il 6 febbraio scorso da una frana mentre a bordo di un escavatore lavorava nella cava galbasea di Villafranca Sicula. Sono stati sufficienti i mezzi in dotazione ai vigili del fuoco e alla protezione civile. L'odissea si è conclusa oggi alle 16 con il recupero del corpo del povero Mario Cardinale, rimasto sotto i detriti ben 8 giorni. Stamattina la svolta con l'individuazione tra un ammasso di pietre e detriti della cabina dell'escavatore in cui si trovava intrappolato l'operaio di Bivona. Questa mattina infatti i vigili del fuoco sono tornati a scavare, ma si era in attesa dell'arrivo della gru speciale dai cantieri navali di Palermo che avrebbe dovuto aiutare a liberare il mezzo. Ma alla fine, come detto, non ce n'è stato bisogno. Alle operazioni di recupero ha assistito ovviamente anche la moglie, Rosalia Di Noto, che dal giorno della tragedia ha voluto essere presente tutti i giorni sul luogo della tragedia, sul luogo dove ha trovato la morte, sul lavoro suo marito. E sono stati i suoi drammatici appelli dei giorni scorsi alle autorità competenti perché ci fosse più attenzione sul suo dramma, perché le ricerche, interrotte per 2 giorni a seguito del movimento franoso della montagna, proseguissero ininterrottamente. Chiedo di riattivare le ricerche perché abbiamo ancora la speranza che mio marito sia vivo sotto le macerie. Non si deve parlare completamente di recuperare un cadavere, ma di recuperare mio marito, perché mio marito è il padre di 2 bambine. Attorno a lei tutta la comunità di Bivona, con in testa il sindaco Giovanni Panepinto, ma idealmente tutta la Sicilia, tutta l'Italia, che grazie anche ai collegamenti giornalieri della trasmissione alla vita in diretta ha fatto il tifo per lei, che sino all'ultimo ha sperato che il marito fosse recuperato in vita. Oggi pomeriggio, come detto, la fine del dramma. Adesso la procura di Sciacca ha disposto l'autopsia con l'obiettivo, tra gli altri, di risalire al momento esatto in cui l'uomo è morto.